Auguri di buona Pasqua. Vi faccio il secondo augurio di buona Pasqua con questa composizione, questa croce deposta e avvolta come dai teli che simbolicamente raffigurano quelli che avvolgevano Gesù nel sepolcro e che lui lasciò dopo la risurrezione. E avrei, lasciato solo questo per questi auguri, se non fosse che oggi, come tutti sappiamo, è sopraggiunta anche la notizia della morte di Papa Francesco. Quindi un giorno così intenso, così importante, che ha colpito tutti, proprio questo lunedì dell'Angelo. E quindi, pregando per lui, ricordandolo, ognuno lo ricorderà. Sicuramente tanti hanno commentato, io adesso qua non faccio assolutamente commenti, soltanto appunto una preghiera di ricordo. E per così ricordare sempre questa Pasqua importante, avevo scelto questi versi di Padre David Maria Turoldo, che la scuola dell'infanzia Cappellini di Cirano ha esposto fuori dal cancello per la Santa Pasqua 2025. Voi che credete, voi che sperate, correte su tutte le strade, le piazze, a svelare il grande segreto. Andate a dire ai quattro venti che la notte passa, che tutto ha un senso, che le guerre finiscono, che la storia ha uno sbocco, che l'amore alla fine vincerà l'oblio e la vita sconfiggerà la morte. Voi che l'avete intuito per grazia, continuate il cammino, spargete la vostra gioia, continuate a dire che la speranza non ha confini. Sulle tracce della speranza, proprio in questo giubileo della speranza. E dunque, buona Pasqua a tutti. Se sento un presto. Auguri, ciao ciao.